Ed era il 1967 quando Miriam Makeba cantava Pata Pata, che traduciamo a quanto pare significherebbe tocca tocca, la danza del tocca tocca. Ladies and gentlemen, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buon pranzo, visto che sono già le 12.03 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui alla Capitaneria di Porto, come sempre con voi. Come state? Bene? Che avete cucinato per oggi? Qui c'è un odore di sugo, panna e salsiccia che fa rinascere i morti, credetemi, altissimi livelli. Dicevo, sempre grazie al nostro, ai nostri due Simoni, poi dopo arriverà Sveva. A Luna faremo il cambio del macchinista come era per il pendolino a Napoli Centrale. Detto ciò, poi Piazza Garibaldi, perché a un certo punto fece il giro giù da Mergellina. E che dire di più? Noi adesso cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, io che sostituisco temporaneamente Sammy Varin. Insomma, c'è tanta bella robina che vi può interessare. Le nostre coordinate 0292947222 per il telefono, aperto già da adesso, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Chi sono gli ospiti di oggi? Avremo Fabrizio Protti, parleremo del dramma dell'amianto e poi parleremo invece di un'Italia buona, di un'Italia che esiste ancora, che fa del bene. Antonella Dell'Aquila, responsabile della Farfalla Bianca ETS, questa associazione che si occupa di realizzare i sogni di tante persone, e loro saranno nostri graditi ospiti al giovedì per tutto questo mese di agosto. Che altro dire? Questo vi dico, che naturalmente noi adesso in questa poi ci sarà il mercatello, e il mercatello parleremo del telefono a gettone e del jukebox, perché ieri siamo entrati al bar e abbiamo naturalmente avuto modo di parlare di tutta una serie di cose che si trovavano al bar. Abbiamo parlato del flipper, stavolta parleremo di telefono a gettone e jukebox. Allora, buon giovedì da Antonio, mi scrive il grande Antonio sul 340 670 9659. A una donna possono flirtare 1000 uomini, ma credimi, se sei tu quello che è dentro il suo cuore, nessuno ti tira fuori di lì. Un poeta, però è così, sì, anche perché siete voi ragazze quelle che decidete, non siamo noi, questa è la verità. Noi siamo scelti dalle donne, non sono gli uomini che scelgono le donne, tutte puttanate. Allora, poi cosa abbiamo? A cosa parliamo del Sud? Ho abitato a Gallipoli 3 anni, Maurizio. Questa avanzava dalla rassegna stampa. Attendiamo le vostre zappe. Nel frattempo diamo un'occhiatina anche alle agenzie, vediamo che altro sta succedendo nel nostro vasto mondo, anzi vasto orbe terracqueo, per usare l'espressione tipica della nostra Premier. L'ANSA apre con l'Ucraina, il Cremlino concordato un vertice Putin-Trump nei prossimi giorni, ogni tanto una buona notizia. Un incontro tra i presidenti russo e USA su proposta della parte americana, ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. Mosca non ha risposto sull'incontro Putin-Trump-Zelensky. Il leader ucraino, oggi chiamata a commercio, e contatti Roma-Parigi. La guerra commerciale, scattano i dazi, Trump esulta, miliardi affluiranno negli USA. La premier su Facebook, Meloni, la sinistra non ci batte in patria, allora ricorre ai giudici. L'allarme nella notte, donna di 46 anni uccisa a coltellate a Foggia. E poi c'è Leopoldo Mastelloni, che è stato grande attore, questo grande attore che è Leopoldo Mastelloni, colpito purtroppo dall'ictus e in prognosi riservata. Speriamo che se la cavi egregiamente, che è la cosa più importante. Spazio e astronomia,
riprodotte le prime reazioni chimiche dell'universo, hanno portato alla formazione delle stelle. Clima, la serie record si interrompe, luglio 2025, il terzo più caldo, Copernicus, eventi climatici devastanti anche lo scorso mese. Terre e poli sotto i ghiacci della Groenlandia, una gigantesca inondazione. Va bene. Diamo un'occhiatina anche alla BBC, anche la BBC apre con Trump e Putin che secondo appunto il Cremlino si incontreranno nei prossimi giorni. Sono cambiate le aspettative di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, malgrado appunto la minaccia da parte di Trump di potenti sanzioni, signore e signori. Allora andiamo a dare un'occhiata. Oddio. No, ecco, mi pareva. No, scusate, mi sono confuso un attimo perché c'era un titolo su Pompei sul sito della BBC e pensavo fosse stata presa di assalto. No, dai senza tetto. No, in realtà c'è una ricerca storica che è stata pubblicata poche ore fa e praticamente cosa è successo? Scrive la BBC. Ci sono delle nuove prove che e ora viene il momento Alberto Angela. Scusate, ma a me piace molto, anzi vi invito a visitare gli scavi di Pompei se non lo avete fatto, perché è una sorta di Titanic di pietra. Voi veramente respirate l'aria dell'impero romano, l'aria di un mondo che non esiste più e che però ha lasciato delle tracce straordinarie. Allora, ci sono nuove prove, dice la BBC, che suggeriscono che la gente è tornata a vivere tra le rovine di Pompei dopo la devastazione e la distruzione della città romana a causa di una eruzione vulcanica. Gli archeologi ritengono che alcuni sopravvissuti che non hanno avuto la possibilità di cominciare una nuova vita da qualche altra parte sono tornati sul sito e potrebbero essere stati seguiti da altre persone in cerca di un posto dove ambientarsi. Pompei ospitava oltre 20.000 persone prima che il Vesuvio eruttasse nell'anno Domini 79, seppellendo e preservando buona parte della città prima della sua ridiscoperta nel XVI secolo. C'erano state delle precedenti ipotesi sul fatto che i sopravvissuti fossero tornati a vivere tra le rovine e gli archeologi hanno emanato una dichiarazione ieri e pare che questa teoria, questa ipotesi sia stata finalmente suffragata da nuove ricerche. Grazie a nuovi scavi adesso il quadro è più chiaro. Dopo l'anno 79 d.C., Pompei riemerge meno come con l'immagine di una città precaria e grigia, ma riemerge come in realtà una specie di campo, una sorta di favela tra le ancora riconoscibili rovine della Pompei che c'era una volta, dice il direttore del sito, il dottor Gabriel Zuchtriegel. Gli archeologi dicono anche che questa sorta di bidonville che è stata costruita sulle rovine di Pompei sarebbe durata almeno fino al V secolo d.C., quindi quasi fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Le prove che sono state raccolte suggeriscono che la gente sia riuscita a vivere senza le infrastrutture e i servizi tipici di una città romana, quindi niente terme, niente acquedotto, niente strade. E ha detto anche che le rovine hanno fornito la possibilità di trovare degli oggetti di valore. Le persone, dicono ancora gli archeologi, si ritiene che siano tornate a vivere ai piani superiori delle case che si trovavano, che sporgevano ed emergevano ancora dalla lava, dalle ceneri solidificate che le avevano coperte, mentre i piani inferiori sono stati convertiti in cantine. La distruzione della città ha monopolizzato la memoria, ha detto il dottor Zuchtriegel, nel fatto che naturalmente poi questo ha creato la corsa dei tombaroli, la corsa a cercare i tesori della città sepolta. Le piccole tracce sempre più flebili del fatto che Pompei fosse stata rioccupata e fosse sorta questa specie di bidonville sulle sue rovine sono stati letteralmente rimossi e spesso cancellati senza alcuna documentazione. Il sito di Pompei è oggi un'attrazione turistica conosciuta a livello mondiale e offre una imbattibile finestra dentro la vita
al tempo dei Romani. Così gli amici della BBC ci raccontano questa nuova teoria che a quanto pare finalmente è stata confermata. Quindi la gente tornò a vivere sfruttando le rovine, quel poco che emergeva da questa landa desolata in fondo, grigia, che il Vesuvio aveva creato seppellendo la città di Pompei, città che era una sorta di Las Vegas del tempo, città del vizio, città anche che tra l'altro aveva causato dei casini non da poco, perché nel 62, quindi ben prima dell'eruzione del 79 d.C., nel 62 Pompei era stata un problema per Nerone, perché siccome c'era stata una rivolta in città e avevano ammazzato gente, toccato anche dei potentoni del posto, eccetera, eccetera, se mal non mi ricordo, Nerone si era incazzato e gli aveva proibito per 5 anni l'utilizzo del teatro, quello dove hanno poi suonato i Pink Floyd quando hanno fatto il disco nel 71, Metal per capirci. Se vi capita, trovatevi il DVD oppure andatevi a vedere gli spezzoni che ci sono su YouTube perché sono straordinari. Ecco, quel teatro venne per punizione chiuso per 5 anni, fino a quando poi una delegazione di pompeiani andò, insomma, dopo a prostrarsi davanti a Nerone dicendogli: ma insomma noi qua e là vediamo di fare pace, ti vogliamo bene, caro Enobarbo, Lucio Domizio Enobarbo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi alla fine, insomma, Pompei riprese a fare questa bella vita a base di peccato, basta andare a vedere il lupanare, per esempio, quello che c'è al lupanare di Pompei, dove noi andavamo da liceali, ovviamente facendo frizzi, lazzi, scurrilità varie ed eventuali, ma dove c'era anche qui un interessante spaccato sugli svaghi proibiti della Pompei a luci rosse di quel tempo. Erano pompeiani esperti, per usare le parole di Paolo Miedi, notevole storico pure lui. Andiamo avanti torniamo invece ai giorni nostri, dopo aver fatto questa piccola gita ai piedi del Vesuvio. E vi dicevo, appunto, l'ANSA riferisce il fatto che ci sarà questo incontro, questo vertice Putin-Trump, un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump dovrebbe tenersi nei prossimi giorni su proposta della parte americana. L'ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump, ha detto Ushakov. Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta, ha aggiunto. Ushakov ha dichiarato che durante l'incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l'inviato USA, ha accennato alla possibilità di una trilaterale tra i presidenti di Russia, USA e Ucraina, ma che la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti, riporta la TASS. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui col leader russo a Mosca. In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare, ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato col presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin molto presto. Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina. Sono previsti diversi colloqui, tra cui una chiamata col cancelliere Merz, già in programma. Saremo anche in contatto con colleghi francesi e italiani, ha scritto poi il leader ucraino su X. Ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Ieri, dopo la conversazione con Trump e i leader europei, ho parlato anche col segretario generale NATO e il presidente finlandese. Lavoriamo insieme, aggiunge. Ecco, questa ci sembra una buona notizia, ci sembra una cosa, tra l'altro, molto positiva, per cui
Confidiamo che questa guerra giunga alla fine, confidiamo che ci sia pace e naturalmente questa pace sia a vantaggio di tutti. Troppa gente è morta inutilmente, troppe vite sono state gettate via in un tritacarne che è già costato forse 1.000.000 almeno di morti, pare. Vedremo anche qui perché sapete che per il momento non ci sono cifre ufficiali sulle perdite, ma Trump dice che si è trattato di un vero e proprio tritacarne. L'augurio è che la guerra finisca e questo naturalmente ricada in maniera positiva non solo sul mondo, ma anche e soprattutto su questa Europa, così che non ha ancora capito quello che vuole fare da grande, tra l'altro. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, il telefono è a vostra disposizione, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Continua nel frattempo, siamo ora sull'ADN Cronos, continua nel frattempo la telenovela Giustizia. Perché? Perché ieri sera, lo avete sentito nella rassegna stampa, ieri sera la Meloni ha dato questa intervista al TG5 e ha detto chiaramente: guardate, io sono pienamente convinta del fatto che i magistrati, insomma, ci sia un progetto politico nelle azioni di una parte della magistratura. L'ANM ha reagito veementemente con una benedetta, come si dice, con un comunicato stampa, e allora questa nota viene ripresa dalla ADN Cronos e ve la leggo. I magistrati non fanno politica, fanno il loro mestiere ogni giorno nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico. Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati in una nota dopo le parole al TG5 della Premier Giorgia Meloni, secondo la quale ci sarebbe un disegno politico da parte di certi giudici per frenare l'opera del governo contro l'immigrazione illegale. Solo pochi giorni fa il botta e risposta tra il presidente ANM Cesare Parodi e il ministro della giustizia Carlo Nordio. La giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Lo afferma l'articolo 101 della nostra Costituzione, che è un architrave della nostra democrazia. La magistratura italiana continuerà a svolgere il proprio compito con profondo rispetto del mandato costituzionale. Non esiste alcun disegno avverso all'esecutivo. Affermarlo significa non comprendere il funzionamento della separazione dei poteri dello Stato, conclude la nota. Cosa aveva detto ieri Meloni? Io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, particolarmente quelle che riguardano i temi della migrazione, come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale. Gli immigrati legali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio, ha detto la Premier in un passaggio dell'intervista al TG5 andata in onda ieri sera. Quindi, come vedete, la telenovela continua e naturalmente va avanti, ça va sans dire, il processo di riforma della magistratura voluto da questo governo, che vorremmo incidentalmente ricordare e riposa su una solida maggioranza frutto del voto popolare degli italiani, ai quali evidentemente va bene quello che questo governo questa compagine politica aveva proposto con il suo programma elettorale, e cioè la separazione delle carriere. Quindi non c'è né golpe in questo paese, né fascismo, né olio di ricino, né sogni vari ed eventuali. C'è la separazione delle carriere, cosa sulla quale peraltro Giovanni Falcone era ampiamente favorevole, per cui, come potete ben vedere, è un principio che non è né piduista, né fascista, né massone, né berlusconiano, né questo e né quello. Oh, piuttosto, avete caldo? Sono le 12, 22 minuti e 10 secondi, effettivamente, insomma. Beh, ecco Caronte, l'anticiclonte africano, l'anticiclonte. Vedete gli effetti dell'anticiclone africano su di me, no?
Ecco Caronte, l'anticiclone africano traghetta il caldo estremo. Previsioni meteo. Che tempo farà fino a sabato 9 agosto? Quanto durerà l'ondata di calore sull'Italia? Nuova potente ondata di calore sull'Italia. E l'effetto Caronte, siamo sempre sull'ADN Cronos, l'anticiclone africano che traghetterà sulla penisola temperature infernali con picchi anche di 40 gradi all'ombra. E il caldo estremo stavolta durerà almeno per una decina di giorni. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, giovedì 7 di agosto, e per i giorni a venire. Per Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media del meteo.it, il meteo ha preso la sua decisione. Nel corso dei prossimi 10 giorni farà caldo, molto caldo. È infatti in arrivo l'anticiclone africano Caronte con temperature infernali fino a 40 gradi all'ombra su gran parte dell'Italia. Sono valori di caldo estremo, anche perché ormai siamo ad agosto e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi. Col primo anticiclone Caronte della storia del meteo, luglio 2012, si arrivò a malapena a toccare i 36-37 gradi. È facile calcolare un aumento frequente delle temperature estive di almeno 3-4 gradi in poco più di un decennio. Il clima è cambiato. Il Caronte 2025 porterà 40 gradi a Terni, 39 a Firenze, 38 anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche Milano cuocerà con una massima di 36 gradi e una percepita di 40 a causa dell'alta umidità. L'anticiclone Caronte dovrebbe persistere infernale e incontrastato almeno fino al 16-17 agosto, con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24 gradi e massime fra i 35 e i 40. Nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca specie al nord, ma per ora l'unica certezza è che Caronte ci traghetterà in un periodo di canicola rovente. Non ci resta che sperare quindi che Caronte attraversi velocemente di nuovo il fiume Caronte e ci riporti verso un clima più mite nella terza decade di agosto. Vediamo ora qui sull'ADN Cronos le previsioni del meteo.it nei prossimi giorni. Giovedì 7, al nord sole, caldo, afa in aumento. Al centro sole caldo, indeciso aumento. Al sud sole caldo, indeciso aumento. Venerdì 8, al nord sole caldo, afa in aumento. Al centro sole caldo in forte aumento. Al sud sole caldo e afa in deciso aumento. Sabato 9, al nord sole caldo, afa in ulteriore aumento, che Dio ce la mandi buona. Al centro sole caldo in ulteriore aumento, idem con patate. Al sud sole caldo e afa in ulteriore aumento. Reitero, che Dio ce la mandi buona su tutta l'Italia. Tendenza: anticiclone africano su tutta l'Italia almeno fino a Ferragosto, con massime fra 35 e 40 gradi. Andiamo proprio bene, andiamo. A gasoli andiamo. Vabbè. Insomma, quindi la cura qual è? Vi mettete all'ombra con la radio e noi vi teniamo compagnia. Mi sembra abbastanza chiaro, direi. E ci si tiene tutti assieme. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. Stamattina non ti ho chiamato, ti voglio chiamare adesso. Ciao, grande. Però tu non devi dare queste notizie allarmistiche. Cioè, ad agosto farà caldo. Queste sono notizie terribili. Cioè, una mente poco stabile come la mia, di fronte a una notizia così terribile, potrebbe vacillare. Cioè, ad agosto di solito fa caldo, non lo so io. Ti voglio dare un aneddoto. Non mi ricordo che anno fosse, ma era negli anni 90. Ci fu un concerto degli 883 in Piazza del Duomo. E chiaramente era di sera, era le 10, 10 e mezza. Il termometro che c'era in Piazza del Duomo, guardando il Duomo di fronte, proprio al Duomo, segnava alle 10 e mezza 37 gradi. Però non è morto nessuno. Volevo confermarti questa cosa qua. Cioè, non è colpa mia se scrivono certe cose, io le leggo e basta. Lo so, ma io non lo dicevo per te, cioè era come si dice, una battuta la mia, no? Ma mi sembra, cioè, un giornalista che scrive una cosa del genere, cosa dobbiamo dirgli?
io saprei cosa dirgli, però... tra l'altro ieri è vero che da inverno nel nuovo Galles del Sud, dove c'è Sydney, sono scesi 15 centimetri di neve. Questo è abbastanza strano, cioè questo è fuori dalla norma, ma 37 gradi a Milano, 38 in una città dove è tutto cemento, non mi sembra una cosa così terribile. Non so se concordi con me. No, sono d'accordo, perché io ci sono stato a Milano in pieno luglio e anche ad agosto, e Milano è un forno, appunto, perché è tutto cemento, i polmoni verdi sono molto pochi, e quindi forse anziché fare discorsi su gentrificazione e altro, o fare delle assurde piste ciclabili, forse il sindaco Sala, o come viene amichevolmente chiamato da Belpietro sulla Verità, Bostic, perché è attaccato alla... Maurizio Belpietro è un genio, lo dichiaro pubblicamente. Ecco, io l'ho trovato geniale. Ecco, forse Bostic avrebbe potuto pigliare e fare delle belle aree, ripopolando, ricostruendo e facendo parchi, piantando alberi senza, come se non ci fosse stato un domani. Ma naturalmente... Volevo dirti, noi che siamo turisti, se viaggiamo la sera d'estate, lo sappiamo benissimo che quando usciamo da una città e attraversiamo una zona di prati o boschiva, la temperatura cambia sensibilmente, quindi il fatto di desertificare dalle piante tutte le nostre città porta a questi risultati, quindi non possono dirsi, come si dice, essere sorpresi da una cosa del genere. È tutta una cosa che è stata costruita da persone incompetenti. Le piante sono vita, le piante danno il fresco e voi le no, hanno messo le palme, avevano messo le palme in Piazza Duomo, o sbaglio? Sì, le avevano messe le palme in Piazza Duomo, vabbè. Pensa a te, cioè quella è proprio una, come si dice, una genialata del pensiero. Esatto. Ciao Antonino, lo sai che ti ascolto sempre. E io ti voglio bene, un abbraccio, ciao. Allora, bella gente, noi adesso ce ne andiamo in pausa, ci sentiamo i Chemical Brothers con Go del 2015 e poi torniamo con Fabrizio Protti sul tema amianto. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia. Il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Can't sleep, can't breathe. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web. So you take explode, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you.
We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta go, gotta make it a time. Brightest star gonna beat the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gon' do it no more. What we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. 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 Go! Ole! Para. Immensi davvero, come sempre, i Chemical Brothers con Go del 2015. Gran pezzo alle 12:33 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, ladies and gentlemen. E allora, bella gente, che altro dirvi? Che adesso noi passiamo al primo faccia a faccia di quest'oggi. Che cosa vi posso dire? Vi posso dire questo. Avantieri, sapete che c'è stata questa storia di questo lavoratore, di questo operaio che ha vinto la causa contro lo Stato a proposito del un momento che recuperiamo anche la notizia, così posso essere più preciso con voi. Questo signore, eccolo qui, ANSA. Avantieri vi dicevo appunto di questo signore che bruciava i dossier top secret e si è preso la leucemia. ANSA di Avantieri per anni ha bruciato fascicoli riservati dai servizi segreti italiani, chiusi in un tunnel sotterraneo senza aerazione né maschere protettive. Oggi, dopo una lunga battaglia legale durata 10 anni, un falegname al servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha vinto la causa che lo opponeva a Palazzo Chigi. La sua leucemia cronica è stata riconosciuta come malattia professionale. A farlo sapere l'Osservatorio Nazionale Amianto, che in una nota commenta la decisione del Consiglio di Stato, una sentenza che definisce storica, perché è la prima volta in assoluto che un tribunale riconosce il diritto alla tutela alla salute per un dipendente con incarichi speciali presso Palazzo Chigi. Il lavoratore, che è stato trasferito a mansioni d'ufficio e continua a sottoporsi a controlli semestrali, è stato impiegato dal 92 al 2013 in ambienti altamente insalubri, inizialmente assunto come falegname, ed era stato poi occupato come addetto all'incenerimento di materiali sensibili all'interno di un impianto descritto dai giudici come assolutamente privo di sistemi di aspirazione e filtraggio dell'aria, racconta Lona. Il locale, ricavato in un'ex cisterna del Settecento, era privo di finestre e completamente isolato dall'esterno. In quel luogo ha respirato per anni polveri di legno, vernici, solventi e fibre di amianto. Gli stessi giudici hanno parlato di carenze istruttorie e inadeguata valutazione scientifica dell'esposizione a sostanze tossiche e cancerogene. Nel 2012 gli viene diagnosticata una leucemia cronica a cellule capellute. Per l'osservatorio si tratta di un precedente che non può essere ignorato. E con questo, come potete immaginare, si riapre la piaga che non si è mai rimarginata, purtroppo, sul tema dell'amianto. L'amianto che un tempo era stato salutato come il materiale del futuro, tant'è vero che lo si chiamava Eternit, proprio perché l'idea era che sarebbe durato a lungo, e questo materiale, ahimè, è causa di una strage silenziosa che ogni anno fa più di 5.000 morti. Strage di cui non si parla perché tanto si dice vabbè, ma da anni ormai l'amianto non si usa più, tutto a posto, che bello, i freni delle macchine non sono più con l'amianto, non c'è più la coibentazione fatta con l'amianto,
l'amianto se ne può andare a quel paese, evviva, evviva, evviva. Sì, d'accordo, però in questo paese esistono ancora tanti posti pieni di amianto e soprattutto esiste il fatto che c'è gente che ha respirato per anni l'amianto e che ogni anno, senza saperlo, si ammala e muore. E allora noi torniamo a occuparci di questo drammatico tema e lo facciamo appunto con Fabrizio Protti, l'amico Fabrizio Protti dello Sportello Nazionale Amianto, il quale non solo ci racconta e commenta questa sentenza, ma nel farlo ci dice anche come stanno andando certi suoi rapporti col Comune di Roma. Perché vedete, un conto è lavorare e fare il proprio dovere, e un altro è essere in un certo senso ignorati. Perché vi dico questo? Beh, state a sentire adesso che cosa mi ha detto nel primo faccia a faccia, che adesso mandiamo in onda. Forza ragazzi, andate pure. E allora, il nostro gradito ospite di oggi è un amico che è stato più volte ospite a Zoom, adesso arriva nel nostro programma estivo qui a Capitaneria di Porto, è Fabrizio Protti, che guida lo Sportello Nazionale Amianto. Ben trovato, carissimo. Grazie, ben trovati a tutti gli ascoltatori e grazie a te per l'invito. Allora, non c'è di che, anzi, io lo sento come uno scrupolo morale, perché stamattina, anzi ieri mattina, nella rassegna stampa di Radio Libertà, io ho dato notizia agli ascoltatori di una causa vinta da un dipendente che doveva bruciare nell'inceneritore i file riservati dei servizi segreti e ha vinto la causa perché si è beccato la leucemia. Come sono andate le cose? Beh, allora, io ne so, diciamo, quanto si apprende dagli organi di stampa e non ho, come dire, notizie più riservate. Di fatto sembra un caso qualunque di mala gestione da parte di un datore di lavoro, cioè lo Stato non è esente, anzi dovrebbe essere il primo eticamente responsabile nei confronti dei suoi lavoratori. A quanto pare questo signore ha lavorato per anni all'interno di un impianto che sembrerebbe essere non a norma per l'aspirazione dei fumi e per tutto quello che appunto consegue la tutela e la sicurezza sul lavoro e di fatto si è ammalato di una malattia che è in qualche modo riconducibile ai veleni che lui in qualche modo ha respirato per anni. Quindi di fatto è una evidenza di mala gestione, verrebbe da chiedersi chi era il responsabile per la sicurezza di quello stabile dove era appunto collocato questo mini inceneritore, come venivano fatti i controlli per la qualità dell'aria, come venivano fatti i controlli per i filtri e le cappe di aspirazione, cioè tutte cose che quando l'ipotesi l'ispettorato del lavoro si avvicina a un'azienda privata è tenuto a controllare e appunto in questo caso parrebbe che non sono state controllate per anni. Addirittura. Beh, però è anche la prima volta che in pratica il governo viene portato sul banco degli imputati in questo campo, mi pare di capire. Allora, qui ovviamente sta all'abilità dell'avvocato. È evidente che la legge è uguale per tutti, è la scritta che capitana qualsiasi aula di tribunale, quindi per cui dovremmo partire dal concetto che se da una parte c'è un privato cittadino e dall'altra parte c'è anche il Presidente della Repubblica, per ipotesi, non ci sono comunque davanti alla legge due pesi e due misure. È evidente che, come puoi ben immaginare, le cause costano, le cause quando vengono fatte tra le parti con delle strategie difensive e spesso le strategie appunto dell'imputato, cioè di chi deve difendersi, sono strategie al blocco, al rimando, al ricorso, quindi ad allungare i tempi di causa nella maniera in cui tu
sia portato, soprattutto in una fase civile, a desistere perché le spese di causa sono evidentemente insopportabili per un privato cittadino. In questo stile è evidente che questo è il rapporto che crea il doppio peso. Se tu hai l'opportunità di essere seguito da qualche avvocato che banalmente ha soltanto la voglia di attenderti, evidentemente prima analizzando la causa e capendo se ci sono opportunità di vittoria o meno, a quel punto il percorso diventa paritario, perché la legge, come posso in qualche modo aver tentato di spiegare prima, non ha due pesi e due misure. Quindi che ci sia da una parte Palazzo Chigi e dall'altra un cittadino è comunque una causa che deve essere giudicata. In tutto questo, a proposito di Roma, vorrei per un attimo passare a un altro tema. Qualche tempo fa, parlando tra di noi, mi avevi detto di una vostra, diciamo, come possiamo dire, querelle con il Comune di Roma. Che cosa è successo? È successo che noi siamo stati e siamo, perché io mi ostino a dire che siamo ancora vicini ai cittadini romani e abbiamo iniziato il nostro percorso all'inizio dell'avventura dello sportellamento nazionale, cioè nel 2017, quando lo sportello era appena nato. E a quei tempi, con le amministrazioni capitoline di allora, era stato studiato un progetto sperimentale che avviava lo sportello su 3 municipi, sulla totalità che mi sembra sia di 14. Lo sportello doveva dare l'assistenza ai cittadini per la gestione del rischio amianto, quindi l'assistenza informativa che noi facciamo al fianco oramai di 4.000 comuni italiani, e questo protocollo sperimentale doveva essere in qualche modo testato per poi passare al next step, che sarebbe stato la copertura totale del Comune di Roma, quindi l'assistenza per tutti i cittadini romani. È evidente che Roma è una città complessa, anche soltanto per il volume delle domande, delle richieste di assistenza che noi riceviamo ogni anno, e per cui era stato studiato un protocollo decisamente oneroso, perché portava all'impiego di alcuni volontari a tempo pieno soltanto per rispondere ai quesiti di Roma, portava all'apertura di almeno una sede nel municipio 1, che doveva essere una sede di rappresentanza e una sede di coordinamento per i volontari che poi sarebbero stati eventualmente presenti a giornate alterne nei municipi, e questo protocollo cubava circa 80.000 euro all'anno che il Comune di Roma avrebbe dovuto versare allo sportellamiento. Ci sono centinaia di corrispondenze tra i vari organi del Comune, l'ufficio rifiuti, chi si occupava a quei tempi della dirigenza di questo ufficio, l'assessorato, i vari municipi e così via, e quindi il progetto sembrava dovesse partire. Tanto che nel 2019 il Comune di Roma, nell'ambito del nuovo piano di gestione rifiuti, segnò espressamente che si istituiva lo sportello amianto. Attenzione, non che si istituiva lo sportello amianto nazionale, ma che il Comune di Roma avrebbe istituito uno sportello amianto. Evidentemente tutto questo era coadiuvato da questa progettualità che c'era dietro. Certo. Ebbene, quando è cambiata l'amministrazione, noi abbiamo detto al Comune, che oramai erano passati 3 anni, mentre la sperimentazione segnata era di 6 mesi, che tutte le mail di giustificazione di attesa da parte dei dirigenti degli uffici, da parte anche di alcuni assessori di alcuni municipi e di alcuni presidenti di alcuni municipi, non erano più differibili, e che quindi o il Comune formalizzava l'impegno con lo sportello, o noi ci saremmo trovati costretti a interrompere il servizio perché i numeri erano stati messi sul sito del Comune. Ci chiamavano da tutti i municipi, quindi noi avevamo impiegato i volontari, fatto quello che avremmo dovuto fare a pagamento, ma ahimè non potevamo con le nostre forze
come dire, andare avanti se non ci fosse stato questo aiuto. Di buona risposta non c'è stata nessuna risposta. Quindi noi abbiamo scritto montagne di PEC, montagne di mail normali, richiesti incontri. La cosa più bella e più paradossale è che a gennaio del 2025, cioè di quest'anno, io alla ripresa delle ferie dopo l'Epifania scrissi 2 PEC, una al Presidente della Repubblica e una all'assessore Sabina Alfonsi, che è l'assessore che si occupa di questo tipo di tematiche all'interno del comune. Ebbene, a marzo nessuna risposta, a aprile nessuna risposta, a maggio il Presidente della Repubblica ha risposto alla mia mail, che era una mail per fissare un incontro propedeutico alla terza Asbestos International Forum che faremo a Roma a dicembre 2025, mentre l'assessore Alfonsi non ha ancora risposto oggi. Cioè, quindi io riesco ad avere un'udienza con Mattarella e non ho udienza da un semplice assessore di un comune. Non mi importa che sia Roma o il più piccolo comune d'Italia, è inconcepibile, perché dovrebbero essere, come dire, a disposizione non solo degli enti ma anche dei cittadini. Detto questo, quindi abbiamo insomma cominciato a manifestare il nostro malumore, anche perché io non sono molto bravo in matematica, ma dal 2017 a oggi ci dividono, aiutami, 8 anni, Sì, giusto? 8 Quindi se lunghi noi anni. facciamo 8 per 8, le tabelline non me le ricordo quanto fa, tu sei più bravo di me. 64 fa il mio paese e Bene, pure al tuo. perfetto. Quindi di fatto noi dovremmo avere, anche solo per una questione simbolica, perché poi bisogna vedere se ci sono i documenti, se sono stati firmati, sai, lì poi subentra la legge, ma il Comune di Roma ci dovrebbe 640.000 euro a oggi Ah, per gli 8 anni di servizio che in qualche modo sono stati prestati al fronte del niente. E quindi la nostra idea è molto semplice, cioè noi non riusciamo più a sostenere queste spese per, come dire, ovviare a una negligenza che è in capo totale al comune, cioè perché il comune deve informare i cittadini. Il comune non ha uno sportello amianto interno, non l'ha mai avuto, c'è stata una bizzarria fantastica, cioè che quando le nostre PEC si facevano insistenti avevano cancellato i nostri numeri dai siti. Avevano messo sul sito del Comune di Roma un riferimento all'ufficio rifiuti con una PEC e il nome di un ingegnere. Quindi tu, cittadino Antonino, o io, cittadino Fabrizio, se avessimo avuto necessità di chiedere per ipotesi come poter fare una segnalazione per il tetto di un nostro vicino o magari quali fossero le imprese della bonifica autorizzate all'interno del comune, avremmo dovuto fare una PEC a un ingegnere. Capisci bene che non è un sistema, come dire, molto performante di comunicazione verso il cittadino. Ebbene, no. questa pagina è durata, penso, 10 giorni, dopodiché probabilmente saranno stati intasati di PEC perché comunque il volume su Roma è molto alto, l'hanno fatta sparire e hanno rimesso i nostri numeri, quindi è fantastica la cosa, però non risolvono la situazione. La nostra richiesta è molto semplice, siamo anche disposti eventualmente a capire se dovremmo scordarci del passato, ma per il futuro non possiamo più derogare, quindi o ci come dire, mettono organicamente all'interno, rispettando gli effort di tutti, anche economici, e ci danno quello che era in qualche modo ipotizzato, una sede sul municipio 1 di rappresentanza e così via, oppure se no noi saremo costretti ad abbandonare. La cosa assurda è che ne scrivono i giornali, ne parli tu alla radio, è diventata una notizia di dominio pubblico, ma se senti qualcuno del Comune di Roma salutamelo, perché io non ho mai sentito più nessuno. Andiamo bene, andiamo. Voglio dire, ne stiamo parlando su una radio nazionale, non propriamente su una radio che è ascoltata in 4 paesuzzi e finisce lì. Questa è una radio nazionale con tanto di diffusione nazionale, per cui a maggior ragione mi lascia abbastanza perplesso tutto questo. Mi lascia davvero perplesso, Fabrizio. Senti, ma in questa parte di anno cosa abbiamo fatto? Cosa si è fatto in questo paese per l'emergenza amianto? E per l'emergenza amianto ci sono attività, perlomeno quello che noi stiamo seguendo, quindi quello che io e tutti i miei collaboratori
tutti i giorni stanno tentando di strutturare insieme alla forza pubblica, quindi alla Presidenza del Consiglio, ai vari ministeri e così via, piano piano prosegue. Credo che ci sia, anzi toglierei il credo, c'è in questo momento da parte di alcuni elementi del governo una sensibilità al tema dovuta a appartenenze geografiche. Sai, comunque l'amianto ha colpito delle zone d'Italia in maniera più violenta rispetto a altre zone. Quindi oggi abbiamo qualche personaggio, qualche ministro, qualche viceministro all'interno del governo che mette attenzione al tema e non la mette a livello di propaganda, cosa che ahimè capita spesso con la politica, sai, certamente anche a te qualche volta con il lavoro che fai capita di partecipare ad incontri elettorali, capita di essere in consessi dove ci sono i politici, ti stringi la mano, ti fai il bel selfie, non sanno nemmeno chi sei, ma di fatto ti dicono sì, sì, no, assolutamente, quello che lei sta dicendo per me è molto importante, ce l'abbiamo a cuore. Ecco, non siamo a quel livello, siamo a un livello veramente operativo, cioè abbiamo la fortuna di avere delle persone che stanno lavorando sul tema, con tutte le criticità però del lavorare su questo tema, perché essendo un tema orizzontale devi mettere d'accordo più ministeri e devi colmare un vuoto di burocrazia, di uffici che non sono preparati, di persone, ne avevamo già parlato una volta all'interno di una tua trasmissione, che sono andati in pensione, che non hanno fatto backup, quindi all'interno degli stessi ministeri non hai personale preparato. Quindi al di là della grandissima forza che questa volta in qualche modo si esprime nel voler passo passo cercare di costruire, la costruzione è molto lunga perché ci troviamo un deserto dei tartari alle spalle, però piano piano stiamo andando avanti. E come Sportello Amianto invece stiamo certamente, come al solito, puntando moltissimo sulla comunicazione ai cittadini, stiamo sempre amplificando, ripeto, ormai credo che abbiamo superato i 4.000 comuni, stiamo organizzando la terza conferenza internazionale Asbestos International Forum che sarà a Roma dal 16 al 18 dicembre, abbiamo portato a termine il progetto della scuola dell'Alta Accademia di Formazione dell'Amianto insieme all'UNI, all'Ente di Normazione Italiano, abbiamo due convegni a Rentec di Ferrara su cose molto tecniche, ci sarà il primo convegno nazionale sull'inertizzazione dell'amianto, quindi su tutte quelle tecnologie che possono, come dire, fare sì che le fibre vengano rese innocue da processi chimici, chimico-termici, meccanici che possono appunto cambiare la morfologia della fibra stessa. Quindi ci muoviamo. È evidente che poi dopo dobbiamo avere in qualche modo degli appoggi che, ripeto, piano piano si stanno facendo avanti. Non cambieremo certamente nulla entro quest'anno, questo è certo. Beh, però la cosa più importante è che ci sia stata una maggiore presa di coscienza nelle cosiddette stanze del potere davanti a un problema come questo. Fabrizio, naturalmente noi stiamo parlando in pieno agosto. È il momento in cui si dice, come sempre, ne riparliamo a settembre. A settembre di che cosa riparleremo? Allora, a settembre mi piacerebbe non riparlare più, ovviamente è il libro dei sogni, ma vorrei che veramente fosse un altro punto all'attenzione del governo, non riparlare più di sentenze come quella che abbiamo commentato all'inizio. Cioè, sì. Un lavoratore che sia nel pubblico o che sia nel privato, che abbia davanti la più grande multinazionale del mondo, un governo dello Stato o un piccolo artigiano, non deve essere messo in condizione di correre dei rischi per la propria salute. Noi piangiamo all'anno circa 2.000 morti, non mi ricordo i numeri esatti, per incidenti sul lavoro. Il più delle volte questi incidenti sul lavoro, le sentenze provano che non siano casuali, okay? Ma che ci sia una gestione all'interno delle aziende che in qualche modo possa far pensare che ci possa essere stato non soltanto un errore umano, ma anche banalmente una provocazione di quell'errore umano, e quindi già questo è un grande problema. È paradossale, io ti parlo del tema amianto,
che noi piangiamo ogni anno 5.000 morti per amianto, quindi molti di più di quelli che sono gli incidenti sul lavoro, li piangiamo da 30 anni, costano appunto almeno 5.000 lutti familiari, quindi facciamo 3 famiglie tre persone a famiglia, facendo il conto, sai come fanno i politici sui voti, no? Sono 15.000 persone che in qualche modo piangono in quel momento, circa 1 miliardo di costi per la sanità pubblica per accompagnare queste persone alla morte, e noi stiamo ancora a commentare sentenze di persone, di operai, di lavoratori del pubblico e del privato che si sono ammalati perché avvelenati nel lungo periodo. Quindi permettere questo significa soltanto poi permettere anche magari giustamente la gloria di qualche avvocato, ma non è etica, non è giustizia, non dovrebbero succedere. Quindi se tu, datore di lavoro, vuoi far lavorare un lavoratore, lo devi mettere in condizione di lavorare in sicurezza. Non l'hai fatto? Non devo nemmeno farti causa, mi paghi perché mi hai ucciso e mi paghi. Quindi devono essere cambiati gli automatismi per l'accesso ai fondi per le vittime. Riguardo l'amianto c'è un fondo specifico che non ha ancora oggi l'automatismo, cioè dovrebbe essere il morto o il parente del morto, una volta che è morto, andare a fare richiesta per essere risarcito, e quando si fa richiesta poi dopo inizia il lungo contenzioso dei processi, perché sì, sei morto col mesotelioma che è dovuto soltanto da amianto, quindi non c'è storia, ma chi mi dice che l'hai preso lavorando da me? Ebbene, queste cose non sono di un paese civile. Paese civile, se mette dei fondi a risarcimento di alcuni tipi di morti causati da alcuni tipi di materiali, queste devono essere in automatico accessibili a tutti. E credo non ci sia molto altro da aggiungere. Grazie Fabrizio. Grazie a te e saluti agli ascoltatori e buone vacanze. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora. È gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso, vivo la vergogna e mangio da solo, e non sai che dolore sognare per chi non può mai. Sono l'elefante e mi nascondo, ma non c'è rifugio così profondo. Io non so scappare, che pena mostrarmi così al tuo sguardo che amo e che ride di me. Una farfalla sei, leggera e libera su me. Ormai non ti raggiungerò mai, mi spezzi il cuore e vai lassù. Sono l'elefante che posso fare, inchiodato al suolo e a questo amore. Provo ad inseguirti, ma cado e rimango così. Non può
tardi, ti prego, vai via. Una farfalla tu sei, leggera e libera su me. Ormai non ti raggiungerò mai, mi spezzi il cuore e te ne vai da me. Dentro di me ho un cuore di farfalla e non potrai vedere mai quanto lui ti assomiglia. Dentro di me ho un cuore di farfalla e non potrai vedere mai quanto lui ti assomiglia. Dentro di me ho un cuore di farfalla. Buongiorno Antonino, di nuovo a te la linea. Ciao Sveva, ben trovata. La profonda e stupenda poesia di Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla, anno di grazia 1997, sono passati quasi 30 anni, a me pare appena ieri. Le 13, 4 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto. Vedete, abbiamo fatto il cambio dei macchinisti, adesso al comando c'è la nostra Sveva con l'altro Simone, per cui noi si va avanti a tutta birra. E allora, perché questo pezzo? Perché vedete, c'è un'Italia che fa del bene e però non ne parla mai nessuno. In questo paese, ecco, io ho molto apprezzato la richiesta che ha fatto una nostra ascoltatrice il primo giorno, quando ha telefonato allo 0292947222, a proposito il telefono è ancora aperto, e ha detto, dice, per favore, è estate, parliamo anche di cose più leggere, parliamo anche di cose che danno speranza. E allora in quest'estate di ammazzamenti, omicidi, cold case e quant'altro, ecco, io ho accolto veramente con gioia questa richiesta, perché sì, il bene non fa notizia, fa più rumore l'albero che cade e non la foresta che cresce. E allora, a maggior ragione, io vi voglio raccontare tra non molto una bella storia di speranza. E per questo mese di agosto, il giovedì, le avremo con noi le ragazze dell'associazione La Farfalla Bianca ETS, che appunto hanno deciso di dedicarsi a realizzare i sogni delle persone. Cercano di fare quest'opera, diciamo, sociale, anche se volete, e cercano di farla appunto per aiutare chi si trova in difficoltà. Tra non molto avremo il faccia a faccia con la presidente, con la fondatrice Antonella Dell'Aquila, che ringrazio del suo tempo, e cercheremo di raccontarvi appunto un'Italia che non è quell'Italia ingrugnita, incazzata, che va tutto male, che fa tutto schifo, che non c'è un palmo di bene da nessuna parte. No, il bene c'è. L'Italia là fuori c'è ancora, e che troppo spesso noi stiamo attaccati a cose morbose, quando invece ci sarebbe necessità di parlare anche del bene, di ricordare a tutti che il bene c'è. E allora, siccome a me francamente l'idea che in piena estate si continui a parlare
di Garlasco, adesso addirittura hanno ripescato la povera Simonetta Cesaroni dopo 35 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose a me non interessano. Non interessano perché servono solo a portare dolore nelle persone che hanno voluto bene a chi è morto. E il resto è tutta brutta fuffa, è rumore di fondo, soprattutto è roba che ci sporca dentro, ci sporca le anime. E francamente riempirci l'anima di sporcizia a base di ma quella, l'ipotesi, Satana, quell'altro, tutti i discorsi, no grazie. No grazie, per cui preferiamo parlarvi di altre cose, preferiamo parlarvi di cose più serene, di cose più gioiose, perché ripeto, non ci sono solo, non c'è soltanto la sporcizia che ci viene buttata addosso in questo modo, ma c'è anche e soprattutto la pulizia del bene che viene fatto senza dare tanta notizia. Ma io vi ripeto, cercherò nel corso di questo mese, con questa trasmissione, di raccontarvi anche questa Italia. Le 13, 8 minuti e 29 secondi, io direi che possiamo fare una cosa, diamo un'ultima occhiatina alle agenzie, nel frattempo il telefono è aperto, 0292947222 se volete intervenire, diamo un ultimo recap soprattutto all'ANSA. Ecco, vi dicevo di questa povera donna uccisa a coltellate a Foggia e in particolare ancora una volta è una donna che ci va di mezzo. Vedete, anche qui non c'è proprio limite alla cattiveria nei confronti delle donne in questo paese ed è una cosa che francamente mi ferisce e non poco. Una donna di 46 anni di origini marocchine, residente a Foggia, è stata uccisa a coltellata nel corso della notte. A quanto si apprende, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno suo connazionale ed era protetta dalla normativa Codice Rosso. Abitava da solo in un appartamento nel centro storico ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore. Vedremo poi nelle prossime ore che cosa diranno le agenzie, domani eventualmente in rassegna stampa vedremo se ci saranno ulteriori notizie. Noi però adesso vogliamo parlare del bene, per cui Sveva, se sei pronta, ti chiedo di mandare in onda il Faccia a Faccia con Antonella Dell'Aquila, fondatrice della Farfalla Bianca ETS. Buon ascolto. E allora, quest'oggi io vi voglio parlare del bene, il bene che non fa notizia, perché non perché non importa, ma perché in questa società purtroppo fa più rumore l'albero che cade e non la foresta che cresce. Siccome qui parliamo di una foresta molto ambiziosa, io vi voglio presentare l'associazione La Farfalla Bianca. È un'associazione che è nata soprattutto dall'interessamento della sua attuale presidente, che è Antonella Dell'Aquila, che è qui con noi, e voglio ringraziare per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Nel corso del mese di agosto le amiche dell'associazione La Farfalla Bianca ci racconteranno i progetti che realizzano e quindi a me fa molto piacere che a partire da questo giovedì, da oggi 7 di agosto, noi si possa raccontare una cosa buona, perché viviamo degli anni davvero ingarbugliati, viviamo degli anni davvero pieni di violenza, pieni di cattiveria. Quindi fa piacere sapere che in realtà l'Italia c'è ancora là fuori ed è fatta di tanta gente per bene. Sandro Pertini diceva: io non reputo gli italiani un popolo superiore agli altri, non lo reputo nemmeno inferiore, però noi abbiamo una cosa, c'è sempre uno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta. Ecco, naturalmente ad Antonella Dell'Aquila e a tutte le sue amiche e colleghe noi auguriamo di campare almeno 1000 anni in ottima salute e in piena incolumità, ma il concetto che c'è sempre qualcuno tra noi che si preoccupa di sacrificarsi per gli altri, credo le appartenga. Antonella, ben trovata e benvenuta. Grazie a te, Antonino, e grazie mille per l'invito, che è veramente molto molto gradito. E sì, noi ci crediamo,
ci crediamo ancora alla possibilità di fare del bene e ci siamo impegnate per farlo. E quando dico noi, dico a nome mio, che appunto sono il presidente di questa nascente e recente associazione che si chiama appunto La Farfalla Bianca, ed è un ETS, e le mie due amiche, Alessandra Raveane, che è la tesoriera, e Simona Ferrari, che è la vicepresidente. L'associazione appunto è nata ufficialmente il 1° novembre del 2024 ed è stata regolarmente iscritta all'UNS appunto come una ETS. ETS vuol dire che è un'associazione del terzo settore che non prevede al momento soci, ma è finalizzata comunque ad azioni mirate al sociale. La nostra storia parte un po' da lontano, ecco, in realtà, Cioè, perché parte dal Covid e parte dal dolore e adesso si appunto, trasforma in qualcosa di buono. appunto, cioè perché vi è venuta l'idea di dedicare tempo e impegno a realizzare i sogni degli altri? Perché questo è quello che vuole proporsi la Farfalla Bianca. Cioè, chi ve l'ha fatto fare? Ecco, da cosa nasce? Ogni tanto me lo chiedono. Allora, la nostra associazione nasce dal legame innanzitutto di noi, tre donne molto diverse tra di noi, che ci siamo incontrate con un evento drammatico. Siamo tutte e tre familiari di vittime del Covid, quindi il momento che ci ha fatto incontrare è stato un momento di profondo dolore. Un dolore che ha naturalmente segnato la nostra vita e per molte di noi ha sicuramente portato a cambiare la vista delle priorità. Questo è senza ombra di dubbio qualcosa che ci ha portato a rivedere un po' le priorità della vita. Quando noi ci siamo incontrate, il nostro obiettivo è stato quello un po' di fare rete tra di noi, di supportarci, di aiutarci e di forse anche lavorare alla rielaborazione di questo lutto, di questo dolore e di fare un po' la memoria dei nostri cari, perché come tu ben sai, Antonino, perché ci siamo conosciuti in altri contesti, Sì. vedo e ti seguo e che sei sempre molto attento ancora alla tematica Covid, uno dei più grandi problemi che abbiamo vissuto come persone accanto a chi non c'è più è il fatto di non aver elaborato il lutto, quindi un dolore molto profondo e il fatto di sapere che di queste persone non c'è tanta memoria. Quando abbiamo ragionato, ecco, quando ci siamo conosciute, siamo entrate quindi in contatto anche col mondo dell'associazionismo e soprattutto noi tre abbiamo capito e compreso ed elaborato che due concetti. Uno, che volevamo fare memoria dei nostri cari e lo volevamo fare legandolo a qualcosa di propositivo. Due, abbiamo imparato, questo ovviamente non dalla sera alla mattina, ma abbiamo compreso che la memoria la volevamo costruttiva, quindi non un dolore che si autoalimenta, non un dolore come dire, ripiegato su se stesso, ma un qualcosa che potesse, diciamo così, costruire qualcosa di buono. Quindi abbiamo cominciato a decidere e a studiare, cioè abbiamo messo un annetto circa per elaborare poi la decisione di creare questa nuova associazione. Volevamo capire quale fosse la nostra vera missione, quale fosse lo scopo e cosa potevamo fare. E alla fine abbiamo pensato che la maniera, partendo forse dal ricordo dei nostri cari, che la maniera migliore per fare memoria è quella di fare del bene. Quindi l'idea è, prendiamo i sogni in memoria di che erano delle persone che non ci sono più, non necessariamente legate al Covid in generale, e li trasformiamo in azioni positive verso qualcuno che oggi è in difficoltà e può beneficiare. A quel punto noi facciamo memoria, ma facciamo anche del bene e noi siamo convinte che del bene, della bontà ce n'è tanto bisogno. Decisamente. Ecco, praticamente come funziona? Cioè voi quando intervenite, uno viene da voi e vi
dice io vorrei realizzare questo, vorrei fare quello, cioè come si fa a essere un sogno degno della farfalla bianca? Allora, siamo partiti ovviamente, in primis stiamo partendo ovviamente dai nostri, quindi dai quelli dei nostri cari, ma all'interno del nostro sito o tramite il nostro contatto diretto, noi abbiamo anche un box dove chi vuole può candidare il proprio sogno. Quindi ci scrive e ci dice: io vorrei realizzare un sogno in memoria di, o il sogno di mia mamma, mio fratello, mio parente era questo, aiutatemi a realizzarlo. Noi facciamo un po' da tramite, o lo mettiamo a terra o proviamo a realizzarlo attraverso contatti, reti, organizzazione. E questa candidatura può avvenire in due modi: può esserci chi decide anche di sovvenzionare eventualmente la realizzazione di questo sogno quando questo sogno preveda qualche costo. Facciamo un esempio: costruiamo o dedichiamo una borsa di studio per un giovane o sovvenzioniamo un corso o qualcosa di questo tipo, oppure qualora, e a quel punto noi ci impegniamo a realizzarlo il sogno, oppure chi viene da noi può dire: ho bisogno non solo che voi me lo organizziate, ma anche che mi aiutate a trovare i fondi per farlo, per realizzarlo. E in questo caso ovviamente noi ci attiviamo per trovare fondi, donazioni, sostegno e fare in modo che questo sogno si realizzi. Certo. Ecco, Antonella, intanto noi stiamo vedendo appunto la pagina dei progetti dove dove chiunque si può collegare su lafarfallabianca.it per proporre il proprio progetto, raccontare la propria storia. Vedete qui il form, c'è anche il WhatsApp 328 2248 146, la mail info@lafarfallabianca.it, poi si può fare anche una donazione con PayPal e così via. Ma diciamo così, che proposte avete ricevuto? Che proposte criterialmente cercate di realizzare? Noi diciamo che partiamo un po' anche da quello che è stato e che è il nome che abbiamo scelto per la nostra associazione, no? E dobbiamo fare in modo che questi progetti o questi sogni abbiano più un valore sociale, come è scritto anche nel nostro statuto, che anche questo è a disposizione sul nostro sito, quindi da parte di tutti. Permettimi prima di dire perché abbiamo deciso di scegliere il nome della farfalla bianca, Sì, perché ecco. da lì poi si capisce anche. Allora, non so, oggi ne leggevo un altro articolo, un'altra storia, ma a me è capitato spesso, non so se è capitato anche a te, però a volte si dice che quando una farfalla bianca ti ronza intorno, è l'anima o comunque lo spirito di qualche persona cara che ti avvicina. A me più volte è capitato anche che la presenza di mio padre, per esempio, io l'abbia veramente avvertita in alcuni momenti particolari in questo modo. E questo era un senso, quindi legare la memoria di qualcuno. Inoltre abbiamo scoperto che nelle tradizioni antiche, diciamo, si sosteneva anche popolari, che se una farfalla bianca ti si posa sulla spalla, un sogno si realizza. Quindi questo simbolo aveva un po' il doppio link che ci siamo promessi. Allora, i sogni possono essere di varia natura, ma legati ovviamente allo scopo del nostro statuto, quindi aiutare persone in difficoltà da un punto di vista economico, sociale, psicologico, spirituale, e quindi dar loro delle possibilità di realizzare qualcosa di concreto. La candidatura ovviamente in che modo avviene? Chi propone il sogno ci deve spiegare innanzitutto qual era il desiderio, in memoria di chi e qual era il desiderata di chi propone questo sogno, no? Quindi che sogno avevano, e soprattutto poi trovare insieme la maniera di mettere a terra questo sogno per il bene di qualcun altro, che possa trasformarsi appunto in un supporto formativo, economico, la realizzazione di un progetto, il supporto anche solo di un momento di, come dire, arricchimento, per esempio, emotivo,
come è avvenuto in uno dei nostri progetti che si chiama Sinfonia d'Amore, dove abbiamo portato musica in una RSA per persone con Alzheimer o altri limiti, dove la musica diventa anche un elemento terapeutico. Ecco, per fare un esempio, ecco. E la prossima settimana infatti avremo modo di raccontare questo progetto, ma qual è stata la prima richiesta che vi è arrivata? Allora, se escludo quei sogni da cui siamo partiti, quindi quelli legati ai nostri cari, noi in questo momento abbiamo sicuramente già dei sogni avviati e qualche sogno già in cantiere. E qualche altro che ci sta arrivando. Ad esempio, un sogno che ci è arrivato da una persona, che è uno dei progetti presenti sul nostro sito, è Dance to Remember, perché questa persona vuole ricordare i suoi genitori, e questi genitori si sono conosciuti nel periodo della guerra e hanno vissuto tutta la loro vita legandola molto al momento della danza. La danza per loro accompagnava quei momenti di svago nel periodo della sofferenza. Quindi quale maniera migliore di rappresentare questo sogno, questa memoria di queste due persone care con qualcosa legato alla danza? E adesso noi stiamo creando un percorso tramite anche, credo parlerai anche di questo sogno in una delle prossime puntate, di poter offrire sempre in una casa di riposo nell'RSA per persone con Alzheimer, grazie al supporto di una danzatrice psicologa terapeuta, dei corsi di danza a persone anziane e caregiver affette da Alzheimer e un piccolo saggio finale dove questi potranno insieme vivere un momento di convivialità, ma al tempo stesso di benessere psicofisico. Questo è uno di quelli che è arrivati. E poi ovviamente ci sono i sogni dei nostri cari, come quello di mio padre o del nonno di Alessandra, che in parte sono stati anche già realizzati. E se non sono indiscreto, il sogno di tuo padre qual è stato? Il sogno di mio padre è il progetto I Have a Dream, era quello di andare negli Stati Uniti. Mio padre aveva questo desiderio perché, venendo da una piccola realtà del sud, lui voleva andare a New York e vivere e vedere l'estero perché per lui rappresentava il grande, la magnificenza, e purtroppo non ci è riuscito perché ci fu l'attentato alle Torri Gemelle quando stava per realizzarlo. Quindi questo sogno del grande, dell'internazionalità, dell'opportunità, l'abbiamo trasformato in un'opportunità per una giovane donna che si chiama Marlina, che è di origine egiziana, ma vive in Italia con i suoi genitori, che sta studiando per entrare nel mondo dell'HR. Questa ragazza, tra l'altro, anche lei doveva andare a New York, ma è scoppiato il Covid come progetto di studio, quindi paradossalmente le due esigenze si sono incontrate. Noi abbiamo conosciuto Marlina attraverso un nostro network anche di altre associazioni con le quali ci stiamo incontrando e conoscendo, e quindi il suo sogno sarà questo. Innanzitutto le abbiamo donato un corso di inglese per perfezionare quindi lo studio della lingua, che sarà funzionale alla sua opportunità lavorativa italiana, ma anche eventualmente all'estero. E a conclusione di questo corso, che lei dovrebbe finire in settembre con una certificazione ufficiale, avrà un soggiorno di alcuni giorni a New York. Quindi porterà sulle sue gambe il sogno di mio padre, arricchendo anche il suo know-how formativo e speriamo dandole la possibilità di così aprirle nuove opportunità anche professionali. Antonella, voi siete un ETS, quella che una volta si chiamava Onlus, e naturalmente non fate business, non incassate soldi, non vi arricchite. Ma voi di che cosa vi arricchite quando fate queste cose? Guarda, qual è il guadagno? Il guadagno è un guadagno, come dicevi tu prima, una volta una persona me l'ha anche detto quando gli ho raccontato il sogno, mi ha detto: ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Perché ovviamente nella vita noi facciamo altro, quindi non è in questo momento
per esempio, a parte una piccola donazione che abbiamo ricevuto, ci stiamo autosostenendo fondamentalmente. Il nostro guadagno è difficile, è intangibile ma molto profondo. Investire il proprio tempo nel fare del bene agli altri fa bene a noi stesse. Quindi io mi sento molto bene quando una parte del mio tempo lo investo nel creare qualcosa di costruttivo, nell'attivare una rete positiva che aiuta me, ma penso aiuta gli altri. E il guadagno è, credimi, quel percepito di benessere e anche di comprendere che si possono aiutare gli altri, quindi facendo anche qualcosa di concreto, dedicando il proprio tempo. E forse anche, come dire, sensibilizzare magari gli altri che ci ascoltano, ci possono seguire sui nostri canali, sui social, o parlando anche con noi sul fatto che intorno a noi, anche nel proprio piccolo, ci sono tante realtà che hanno bisogno di supporto, che non sempre magari questo viene dalle istituzioni o dalle reti ufficiali, e noi possiamo comunque in parte anche contribuire. Io credo che la solidarietà sia uno dei valori fondanti dell'humanitas, diciamo così, dell'essere umano, e quindi credo che sia fondamentale portarlo avanti. Diciamo, questo è un po' quello che ci spinge, che può sembrare quasi assurdo, no? Nell'individualismo imperante un po' di questi tempi, e invece a noi risulta spontaneo. Noi ci dedichiamo delle serie a settimana per fare le nostre riunioni, stiamo fino a sera magari per proseguire i progetti, dedichiamo i nostri sabato anche per farci conoscere, però la ricchezza va oltre con nessun tipo di guadagno economico. E questa è una cosa che conferma appunto la mia tesi. Là fuori c'è ancora l'Italia. Antonella, allora siamo in chiusura. Gianni Minà dice che questa è la domanda del bravo intervistatore. Io non sono un bravo intervistatore, ma te la pongo ugualmente. Che cosa farai domani? Domani io continuerò a cercare sogni e a guardare se, grazie a questo impegno e grazie anche magari alla conoscenza che, come in momenti come i tuoi, altre persone avranno di noi, qualche altro sogno prenderà il volo e magari il cielo si riempirà di molte più farfalle bianche. Io ci credo. E allora noi cercheremo di darvi una mano a farlo riempire. Grazie. Grazie mille, davvero. A presto. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti fermare. Tutta la notte devi suonare. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti stancare, tutta la notte devi suonare.
Muoviti, muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti pregare. E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, devi suonare il jukebox, devi cantare il jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come un jukebox, devi suonare il jukebox, devi cantare il jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come il jukebox, devi suonare il jukebox, devi cantare il jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come il jukebox, devi suonare il jukebox, devi cantare il jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come il jukebox, devi suonare il jukebox, devi cantare il jukebox, non ti stancare, tutta la notte, 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 tutta la notte. Muoviti, 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 muoviti. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 13:34 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, nella nostra Capitaneria di Porto, poi ci saluteremo alle 14 con Fausto Papetti, Costa Rosada del 1977. E allora, bella gente, apriamo il mercatello. Oh, li state vedendo in fotografia, di che cosa parliamo? Di due compari che si facevano compagnia nei bar e che venivano presi d'assalto, soprattutto d'estate. Allora, il primo rispondeva all'esigenza di comunicazione, perché in un'epoca in cui non c'erano i cellulari, l'unica cosa per poter telefonare era il telefono pubblico. In Italia c'erano migliaia e migliaia di cabine, spesso nei locali pubblici, nelle stazioni, erano presenti per strada, erano presenti dappertutto. In origine c'erano dentro anche gli elenchi telefonici, signore e signori, roba che quelli che hanno meno di 30 anni probabilmente nemmeno sanno cosa siano, e le pagine gialle. Le pagine gialle sono state l'antenato di Google nell'epoca analogica, perché le pagine gialle, lo diciamo per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva la sua chimera, erano un elenco organizzato per categoria di imprese. Tu avevi bisogno, per esempio, dell'idraulico, aprivi le pagine gialle alla I idraulico e trovavi, per esempio, 10 numeri di telefono di 10 idraulici che rispondevano nel tuo distretto telefonico. C'era di tutto, autotrasporti, appunto gli idraulici, i sarti, qualsiasi categoria merceologica nelle pagine gialle si trovava. Poi ovvio, le pagine gialle di Milano erano in 2 volumi ed erano pure belle grosse. Le pagine gialle di Vibo Valencia era un volume spesso 3 centimetri, anzi prima
prima ancora era il distretto di Catanzaro, perché noi eravamo Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia. Poi quando venne, prima in origine solo Catanzaro, quando vennero istituite poi le due province, Crotone e Vibo Valentia, nacquero le pagine gialle e l'elenco telefonico di Catanzaro, Crotone e Vibo. Tra l'altro, tu non sapevi, se dovevi telefonare a uno che viveva in Lombardia, e non l'avevi il numero di telefono di Milano, di Como, di Bergamo e così via. E quindi dovevi chiamare il 12 e chiedere il numero di telefono. Oppure, e questo mi è successo nel 1989, oppure nel bar principale in piazza Adriatico, io ho potuto vedere allineati tutti gli elenchi telefonici d'Italia. Ed era tutto un muro con questo scaffale che su un unico ripiano, e quindi era un muro bello lungo, aveva tutti gli elenchi telefonici del nostro paese, provincia per provincia. E quindi lì c'era per esempio Bergamo. Chi l'aveva mai visto l'elenco telefonico di Bergamo? Firenze, Roma in 2 volumi, Milano in 2 volumi, eccetera, eccetera, eccetera. Per telefonare dunque si usava il telefono pubblico. Il telefono pubblico o telefono a gettone, oggi ne sono rimasti molto pochi, soprattutto non vanno più a gettoni, e questi telefoni si trovano ormai solo in alcuni luoghi di passaggio obbligato, per esempio le stazioni, o magari qua dietro per esempio c'è un grosso centro commerciale, ci sono ancora i telefoni a gettone. Si dice a gettone, ma in realtà usano le monetine dell'euro, e anticamente usavano un'altra cosa che negli anni 90 fu oggetto di isterismi, perché addirittura ne nacque un mercatino collezionistico soprattutto per popolarità e anche per affezione paragonabile alla filatelia. Cioè c'era gente che si faceva tutti i tabacchini cercando l'ultimo modello di scheda appena arrivato, valutava in quante copie era stato tirato, valutava gli eventuali difetti, gli eventuali gronchi rosa delle schede telefoniche e così via. La scheda telefonica, lo diciamo sempre per quelli che hanno meno di 30 anni, la scheda telefonica era un foglio di plastica delle stesse dimensioni di una carta di credito, però molto sottile, che nell'angolo in basso a sinistra aveva una striscia di nastro magnetico. Tu arrivavi all'apparecchio telefonico, lo infilavi questa saponettina di plastica dentro il lettore della scheda telefonica e automaticamente sul display vedevi quanti soldi erano ancora disponibili. Dopodiché facevi il numero di telefono. E a mano che tu parlavi vedevi che piano piano la macchinetta cancellava la striscia magnetica sulla scheda, fino a quando poi arrivata a 0 te la sputava fuori e si accendeva una lucetta rossa. Vedete infatti il Rotor, che era questo telefono arancione spigoloso, che è stato il telefono di riferimento tra la fine degli anni 80 e i primi anni 2000 più o meno. Poi è venuto il Digito, che è stato l'ultimo modello di telefono che avete visto in giro, in circolazione. Quello lì poteva mandare addirittura pure gli SMS. Il primo però è stato questo qui che vedete di colore grigio, anzi ce n'era un modello precedente più piccolo a muro. Poi nel 1968 nasce l'U+I, che è stato il telefono grigio, alto, grosso, che si vedeva nei bar negli anni 70. Scusami se ti interrompo, c'è una chiamata. Sì, pronto, chi è là? Sono io, ciao Antonino. Oi, ciao, dimmi tutto. Allora abbiamo una cosa in comune io e te, perché dove abitavo io, sono nato in un palazzo, in un condominio ed era vicino a, diciamo adesso si chiama Telecom, no? Però prima sì, allora SIP. Stipel. Poi Stipel, sì. Che infatti è nata da Rona, se non sbaglio, c'è una targa, qualcosa che è nata da Rona, poi dopo si è evoluta, no? Poi si è chiamata Siptel, poi SIP, e adesso si chiama Telecom. E comunque c'era questo bar con le cabine dove tu andavi a telefonare e tutti gli elenchi telefonici d'Italia. Praticamente poi ci si divertiva a andare tipo a Napoli, vedevi che c'erano una decina di pagine solo di cognome russo o Esposito, no? Andavamo a vedere tutte le cose così, ma ti dico che anche io, e poi in quel bar lì c'era dentro un biliardino, ma inteso come il gioco delle boccette, stecca, quelle cose lì,
d'estate mettevano fuori il calcio balilla, Sì. e poi c'erano i primi videogames, ce ne stava solamente uno. Poi quando hanno tolto il videogame, che erano quelli di ieri, Space Invader, tutti quelli lì. Ieri Marco da Mantova ha rievocato infatti Space Invaders. Sì, poi c'era quello degli aerei, che andavi quello della prima guerra mondiale, poi ti evolvevi nella seconda, poi arrivavi ai tempi nostri, poi andavi nel futuro con le astronavi, e poi dopo hanno messo anche il flipper, che poi i flipper sono arrivati fine anni 80 ed erano già quelli super mega elettronici che potevi fare un fracco di punti, quelle cose lì, però quelli lì piccoli, quelli lì originali degli anni, io parlo degli anni 70, 80, quelli con i numeri che giravano, diciamo, meccanici, erano uno spettacolo perché li potevi trussare tranquillamente, cioè trussare vuol dire dargli dei colpi che non andavano in tilt, avevano solamente una livella, una bolla, che se tu alzavi il flipper si spegneva. Però quelli che sono arrivati dopo erano tutti elettronici e bastava un piccolo colpetto che andavi in tilt e perdevi la partita a tutti i punti, le palle bloccate, Super Bowl. Però comunque si era fatto più difficile. Stai tirando fuori, perché era una vita più genuina, io dico, ci si divertiva e ci passava le giornate con poco, anche guardando solamente gli elenchi telefonici e immaginando chi è che poteva esserci dall'altra parte, com'era quel posto lì. Ormai adesso basta il telefonino, clic e vedi ormai tutto, cioè si è persa questa, diciamo, voglia di scoprire, come anche le carte topografiche. Adesso fai con Google Maps, una volta carte topografiche, io quando andavo in Sardegna le prime volte carta topografica, non esisteva neanche il navigatore, no? Però domani allora parleremo delle carte stradali. Io sono sempre, poi c'è quella di Agostini di Novara, quindi noi eravamo inondati di queste cose qua. Ti lascio continuare la trasmissione, saluto ancora Sveva che è molto brava. Ciao Tonino, un abbraccio e ci sentiamo poi durante i mesi di agosto, che tanto sono in ferie, ma sto qua a presidiare il territorio, sono qua da Rora, anzi venitemi a trovare così ci conosciamo. Ciao. Va bene, volentieri. Ciao. Il mitico Francesco Penati da Arona, in arte DJ Peno, ladies and gentlemen, neanche un DJ, quindi lo potete assoldare per le vostre serate. E allora, stavo dicendo appunto, il telefono, diciamo, degli anni 70-80 è stato l'UPI, che voleva dire urbano e interurbano, ed era questo di colore grigio che state vedendo sui nostri canali video. La particolarità è che generalmente lui conviveva con la gettoniera, non tutti i bar ce l'avevano, in cui tu mettevi 100 lire e ti dava tot gettoni. I gettoni hanno una storia lunghissima, pensate, esistono da 80 anni e più. Qui abbiamo la Treccani che racconta proprio questa cosa. Pensate un po', il primo gettone telefonico italiano era stato coniato nel 27 dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, la Stipel, di cui parlava Francesco poco fa, in occasione della fiera campionaria di Milano. Era di alpacca o bronzo, con un'unica scanalatura e una lettera alfabetica incisa, e si poteva usare solo nei pochi telefoni presenti alla fiera. A partire dal 1945 la Teti, la compagnia telefonica nazionale, immette sul mercato i primi gettoni telefonici con 3 scanalature, da usare in tutti i telefoni pubblici. Gettone, per vostra curiosità, discende dal francese jeton, un derivato di jeter, gettare, nel senso di calcolare o puntare al gioco. I gettoni vengono messi in circolazione nel 1945 dalla Teti e servono per sperimentare un servizio che ha subito un notevole successo. A partire dal 1959 iniziano a essere realmente prodotti e fatti diffondere, e sono gli stessi usati fino al 31 dicembre del 2001, pensate un po', un giorno prima che inizi a circolare l'euro. Si tratta di monete di bronzo, sempre a 3 scanalature, del diametro di 24 mm. La loro forma rimane più o meno invariata negli anni, ma il loro valore monetario cambia nel tempo, adeguandosi alla variazione del costo e della durata degli scatti telefonici. 30 lire nel 59, 45 lire nel 1964, ma vediamo quanto valevano rivalutati a oggi, fino a 50 lire nel 72, 100 lire nell'80, 200 lire a partire dall'84. Cambiamenti di valore ogni volta preceduti da frenetiche corse al loro accaparramento con finalità speculative,
tanto da spingere i parlamentari a presentare istanze al governo per suggerire la sostituzione degli apparecchi a gettone con altri funzionanti con le monete correnti. E infatti poi nel 78-80 ne venne fatto uno di telefono pubblico che pigliava la 200 lire, la 500 lire e il gettone. Ve lo ricorderete, era tutto squadrato, sempre di colore grigio. Il gettone inizia ad acquisire un vero valore monetario quando, a partire dagli anni 60, vengono introdotte le telefonate interurbane e la possibilità di avere indietro i gettoni inseriti nel telefono ma non utilizzati. In tal modo la moneta per telefonare diviene una vera e propria moneta corrente, nonostante non sia prodotta dalla zecca dello Stato. Il gettone, infatti, è opera di una compagnia telefonica, prima la Teti e poi, a partire dagli anni 70, la sua erede, la SIP, scrive ancora la Treccani, che però si appoggia a 4 aziende produttrici che operano sul territorio nazionale: la Emilio Senesi Medaglie, ESM di Milano, Urmet Torino, UT, queste sono le sigle che trovate sui gettoni, la CMM Costruzioni Minuterie Metalliche di Catania, l'Industria Politecnica Meridionale IPM di Arzano in provincia di Napoli, ditte che pongono il proprio marchio sul gettone, sul quale è presente dal 59 un numero indicante mese e anno di emissione. Tra l'altro pare siano stati emessi tra il 27 e l'83 qualcosa come 600 milioni di gettoni che sono stati utilizzati come moneta vera e propria, soprattutto negli anni 70, perché a un certo punto, parleremo anche di questo, arrivarono i mini assegni. Verso la metà degli anni 70 in Italia sono sparite le monete. Non si è mai capito perché, circolano le leggende più incredibili su questa storia, però siccome mancavano le monete da 50 e 100 lire, cominciarono a essere diffusi i mini assegni e con relative truffe, e in particolare vennero fuori anche i gettoni che divennero una vera e propria moneta. Io ricordo negli anni 80 di aver pagato per esempio la merenda usando i gettoni, usando tranquillamente la moneta, quello che serviva per telefonare. Andiamo a vedere allora quanto costava un gettone nel 59. Nel 59 30 lire erano l'equivalente, signore e signori, niente po' di meno che, momento che lo sta convertendo, di 42 centesimi di euro attuali. Quindi un gettone 42 centesimi. Andiamo a vedere nel 64, 45 lire che cosa sono? 45 lire nel 1964, io sto usando, se voi volete divertirvi con noi, sto usando Infodata, il Sole24Ore.it, che ha il convertitore. Nel 64 45 lire sono l'equivalente di 50 centesimi. Andiamo alle 50 lire del 72, vediamo che cosa succede nel 72. 1972, eccolo qua. 50 lire del 72 sono l'equivalente attuale di 42 centesimi, perché c'era stata evidentemente la svalutazione ed è sceso in giù. Vediamo le 100 lire del 1980, 8 anni più tardi, quando c'era l'inflazione a 2 cifre. Nel 1980, nella fosa estate del 1980, un gettone da 100 lire, eccolo qua, valeva l'equivalente di 25 euro cents di oggi, 25 centesimi. Pensate un po'. E infine 200 lire a partire dal 1984. Vediamo le 200 lire dell'84 a quanti euro equivalgono. Ecco qua. No, questo è l'83, andiamo all'84. Le 200 lire del 1984 sono 28 centesimi attuali. Pensate un po' voi che cos'era il gettone per poter telefonare. E naturalmente questo apparecchio era croce e delizia, perché specialmente nei luoghi di villeggiatura si formava tutta una coda dietro di voi di gente che molto spesso, se voi non telefonavate dalla cabina ma da quegli accrocchi che hanno messo alla fine degli anni 70 per riparare solo il telefono, quegli accrocchi praticamente erano inutili, non riparavano dalla pioggia, non riparavano dal rumore, per
per cui se stavate telefonando da una strada trafficata l'interlocutore difficilmente capiva che cosa stavate dicendo, e in più vi trovavate 10 persone dietro che sbuffavano o si agitavano o commentavano o cominciavano a dire ma questo quando la smette, questa quando si sbriga, e che cavolo, e taglia e qua e là, e quindi questo innescava eventualmente delle risse per poter accedere al telefono. Col tempo poi, alla metà degli anni 90, si cominciano a diffondere i telefonini. Già nel 90 era stato attivato l'ETAX, molti di voi lo ricorderanno, che funzionava con l'FM, difatti era intercettabilissimo dai radioamatori. Ricordo che una volta ne abbiamo beccato uno dei ragazzini col Topo Walkie, niente di meno, il walkie-talkie che dava Topolino a pezzi nel 94, può essere, che funzionava sui 27 MHz, e beccammo una telefonata, mi ricordo. E la particolarità è che quell'apparecchio a partire dal 90 venne attivato solo nelle città dove si giocavano i mondiali, costava un botto di soldi, erano quelli che si portavano con la maniglia. Verso il 95 arriva il GSM, che doveva essere inintercettabile, che era lo standard europeo, quindi la seconda generazione di telefonini, e soprattutto arrivano le schede ricaricabili. I prezzi dei cellulari cominciano a scendere anche le telefonate, e di conseguenza quello poi fu il botto dei telefonini e anche della maleducazione, perché poi la gente faceva di tutto per ostentare di avere il telefonino e quindi se ne fotteva. Per esempio, gente che arrivava all'imbarco in aereo, saliva in aereo attaccata al telefonino, nemmeno fosse Bill Clinton che stava mediando per evitare chissà quelle crisi internazionali, con l'hostess che gli diceva signore il telefonino, e quello se ne fotteva, se andava a sedere. Mio papà su un volo all'Italia vide una scena di questo genere, era un Milano-Lamezia, mi ricordo, stava tornando questo qui che salì attaccato al telefonino, che non gliene fregava di niente e di nessuno, telefonini nelle chiese, telefonini al ristorante, telefonini ovunque, e la gente non si peritava di far sapere a tutti i cavoli loro, cioè cose che 6 mesi prima si sarebbero tenute riservate in ogni modo. Poi sentivi, ma che fai, ma dove vai, ma c'è la bambina, ma come stai, e questa e quest'altra e quest'altra ancora. Da allora è stata una corsa alla maleducazione più totale, e gli esempi oggi si sprecano, perché non potete avere, io li chiamo telefonatori da competizione, non potete avere il piacere di prendere il treno al mattino. Io di solito quando prendo l'Italo, il primo Italo diretto per Roma, che parte alle 6:25 da Rogoredo, io ogni volta salgo, siamo tutti assonnati, ci mettiamo lì, il treno comincia a correre nella campagna, la preghiera di tutti è Gesù fa che dormiamo almeno fino a Firenze o almeno fino a Bologna, mentre tu stai lì, il maledetto trillo, sì pronto, allora, qua, là, senti quello che media, che parla. Una volta mi ricordo, da Milano a Bologna, uno che faceva l'amministratore di condominio, ma parlava di situazioni e cose che nemmeno sembrava stesse mediando la fine del conflitto in Ucraina o in Israele, ve lo giuro. C'è una maleducazione indotta dai telefonini che la metà basta. E ormai non c'è più pace nemmeno sugli aerei, perché come sapete è possibile anche usare il cellulare a determinate condizioni, o lo sarà tra poco. Quindi nemmeno quell'ora e mezza di santa pace che tu ti facevi tra le nuvole sarà più possibile. Poi tra l'altro in treno bene o male un certo spazio c'è, ma in aereo tu ti immagini, ti trovi a 30 centimetri di distanza questo col cellulare all'orecchio che racconta i cazzi suoi a 10.000 metri di quota. Ma vi immaginate le risse che verranno fuori? Mamma mia. Vabbè, l'altro grande compare del telefono da bar era il jukebox. Il jukebox, per voi vissuti nell'era di Spotify, mi dispiace per voi, che cosa vi siete persi, era questa scatola in cui tu mettevi 100 lire, 3 canzoni, le canzoni si selezionavano come la battaglia navale, c'era questo pannello che riportava tutti i dischi contenuti dentro il jukebox e tu davi le coordinate a 1 erano da 0 a 9. C'è una chiamata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
Oi, dai che chiudiamo in bellezza. Certo, volevo integrare la tua ricerca Sì. con le schede telefoniche, quelle per le cabine. Ecco, appunto, io ho accennato, vai tu. No, semplicemente dopo i gettoni, e ti racconto un aneddoto che succedeva dalle mie parti qui a Mantova, che tra ragazzini si faceva a gara quando si vedeva una cabina telefonica, quelle rosse, a fiondarsi dentro per schiacciare il pulsantino rosso per vedere se scendevano i gettoni. Non so se succedeva. E guarda che c'era veramente le gare, cioè quando uno ci si rincorreva, cioè si faceva proprio il giro delle cabine telefoniche per raccattare la grana, perché poi effettivamente ti compravi magari il gelato, il ghiacciolo con 2 o 3 gettoni, quindi certo. andava così. Poi a un certo punto hanno introdotto le schede telefoniche, forse io mi sono perso il passaggio perché ti sto chiamando con il cellulare col quale ascolto la radio, e tant'è che ne sono uscite svariati tipi e c'è stato un periodo dove si facevano le collezioni di quelle schede telefoniche. E la cosa bella è che ogni tanto si incantavano e non ti scendevano, non so, le 500 lire o le 1000 lire, adesso non ricordo, o le 10.000 lire del bonus che c'era dentro la scheda, perché a me è successo tante volte che non scendessero appunto, tra virgolette, gli scatti compresi nella scheda telefonica. 2 erano io mi ricordo dagli anni 70, 80 e 90, 2 erano poi i telefoni dentro le cabine rosse, quelli i primi con il disco combinatore. Sì, esatto, l'U più I. Cosa? Si chiamava U più I quello lì, perché faceva urbano e interurbano. E dopo invece sono state sostituite con quella tasti, con i tastini, sì. E da lì sono state inserite, mi sembra, le schede telefoniche al posto dei gettoni. Basta, io volevo semplicemente integrare questo. Ti lascio perché sono le 2. Benissimo, grazie a te. Allora, noi chiudiamo qui sia la telefonata di Marco che la nostra trasmissione. Che dire di più che col jukebox voi avevate questa possibilità di scegliere 3 dischi. Molto spesso era anche un modo per ritrovarsi, ballare attorno al jukebox, tentare timidi abbordaggi delle coetanee che non sempre riuscivano. E naturalmente con questo noi ci salutiamo, ci troviamo domani alle 8:30 trattabili sulle nostre magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa, e alle 12 ci sarà come sempre Capitaneria di Porto. Grazie e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buona giornata. Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando